Oggi vi voglio fare un intro un po' diversa perché vi voglio raccontare di come mi sono ritrovato qua. In sostanza, la settimana scorsa ho sentito mio caro amico Mauro Canottiera, di cui se volete l'intervista scrivetelo sotto nei commenti. Gli avevo già chiesto un paio di volte se voleva partecipare a una puntata, no? Però tra impegni lavorativi e resto ho detto guarda non riesco, preferisco non darti insomma, non dirti di sì che poi non riesco, però guarda ti posso dare contatto di un personaggio che secondo me è perfetto per il tuo podcast. E mi ha dato il contatto di Teo il Meglio. Tra l'altro, per i fan più assidui, diciamo, c'è la puntata con lui di Tekken Trash che abbiamo girato ancora anni fa, insomma, dove interpretava Gunjack. Ma a parte questo, ok, lo contatto, mi dà il numero, ma non mi risponde. E le dico a Mauro, guarda, sì, l'ho sentito, cioè, l'ho scritto, ma non mi ha risposto. E Mauro mi fa, aspetta, guarda, gli faccio io un chiamo, magari ha visto il numero che non conosce, non ha risposto. Faccio, vabbè. Dopo 5 minuti mi dice, guarda, chiamalo subito perché gli ho detto, guarda, che ti sta cercando sto mio amico qua, rispondegli, insomma. Lo chiamo, entusiasta, ci mettiamo d'accordo, sì dai facciamo, voleva già fissare il giorno, gli faccio guarda, aspetta un attimo, guardo un attimo il calendario, quando riesco insomma vengo là. E niente insomma mi fa, ma vieni da me perché ho la console, io suono qua e là, faccio cose, faccio va bene dai, mi manderai la posizione, ok? Dopo ci sentiamo per WhatsApp, no? E gli dico guarda ci vediamo sto lunedì che tra l'altro è oggi lunedì 23 giugno, non so quando uscirà sta puntata, ci vediamo lunedì 23 giugno e mandami la posizione, insomma gli faccio così arrivo e lui mi scrive Marghera posizione. Faccio, ok, ma Marghera è grande, come faccio a trovare, non è una posizione, un indirizzo, e faccio sì sono in posizione, sì ma che posizione, e niente, faccio non puoi mandarmi l'indirizzo, lui mi fa guarda ti faccio un video di dove abito. Vabbè, fa il video, mi manda un video di 2 minuti dove riprende la strada dov'è, quello da vicino. E bastava dirmi l'indirizzo, insomma, no? Mi manda sto video, si vedono 2 o 3 volte il citofono di casa con la via che ovviamente non posso postare e tutto il resto, ma insomma, e niente, alla fine gli faccio a Mauro, faccio ascolta, fa una cortesia perché è bello, non ho detto che dava per contato che io sapessi dove stava, ma in realtà ci siamo visti mezz'ora 6 anni fa, non è che mi ricordo, mezz'ora 6 anni fa in un sotterraneo tra l'altro. E niente, Mauro mi ha fatto il favore, è passato davanti a casa sua, mi ha detto guarda lui sta qua, mi ha dato la posizione, sta in sta via qua e niente, questo serve sia a me per entrare nel mood della giornata e sia per voi per questo intro. Quindi vi presento Teo il Meglio, dopo la sigla. Ed eccoci qua, guarda che robetta, con Teo il Meglio. Certo. Guardo tutto quanto, io ogni sera per motivi mi metto questo, la coverto, a coverto, tutto quanto, anche io, e così, la sera porto dormire qui, oppure c'è raffreddore, Giusto? eh, e coverto anche un po' qua, oppure che il muscato entra, Giusto. questa è la mia stanza, tutto. Ma ti sei tifoso del Milan o dell'Inter Sono quindi? interista, vedi anche là di Mina, tutto quanto, Però ti sia a Milan che in e sì, Inter? tutti i quadri, ho una casetta, tutte foto. Questa invece è della discoteca là da City. Guarda ciò. Tanti anni fa, ero quella già più magro una volta. Mi Ah, quella, io avevo te suonavi anche fatto, la tromba mi diceva Mauro. sì, questa è di quando ho cominciato a suonare, quando ero in collegio.
Lo Mi so. sono mi quando sono a tromba in collegio. Là tutte foto, tutto quanto, mi vedi tutte foto, amici. Invece qua sono vestito da Babbo Natale, Lo so. con tutti i Sì. bambini. Sì. Babbo Natale, tutti là e tutto quanto. Ma ok, ma quando suonavi a tromba ti hai fatto qualche spettacolo, vedo qua, no? No, suonavo per feste, Ah, per Babbo Natale, qua, e là, tutto. ho capito. E questa è una bella casa, sono contento, tutto quanto. Sì, sì, ti ha lettore DVD, guardi i Sì, film. sì, mi domo, sto tranquillo. Sì, sì. Prima il letto già messo là, ho spostato, ho messo qua, Mhm, la mangio perché avevo letto che la madre mi rompeva bene. mhm. E ora ho messo là, il mio amico è già più basso una volta. E ho Mm, messo i robe per la sala che posso lavare sotto, tutto quanto. Io ho una casa meravigliosa. certo. Là tutte foto, tutti gli amici, tutti. Questo è il quadro di Venezia, mi come gelo, tutto quanto. Va buon dai. Ho una bella casetta. Sì. E qua invece ti ha... Tutte foto, tutte Sì, sì. cose, poi da lavoro, ma non c'è più, tanta gente non c'è più, sta più. Se non ti senti più? Eh. Ok. Ok, siamo qua con te il meglio. Come stiamo? Tutto a posto? Mi tutto a posto, ho una bella casetta, tante volte scuovo per terra, mi lavo per terra, mi metto a posto, passo tempo e certe volte c'amo una signorina, mi dà una mano di stare sopra perché certe volte non arrivo a cascare per una gamba fuori uso, Mhm. capito? E mi faccio tutto bene qua, una bella casetta, per un terreno, anche il giardino, ti hai visto, tutto. Sì. Ti vedo anche impianto serra, e fai tutto. Quindi te cos'è che ti piace fare? Fai musica? Suoni musica? No, certe volte mi piace solo. Quali sono i tuoi hobby, le tue passioni? Passione se vicino alla Babbo Natale, ma dopo c'è anche il Carnevale di Venezia. Capito? E ora mi vesto da cavallo con la tromba, con tutto quanto. Capito? Mhm. Sì. E, e basta, faccio quello che mi sento fare, capito? Adesso mi lavoro più perché sono in pensione, Ah, tutto. ok. Mi ha dato 100% in pensione perché ho una gamba fuori uso. Qua mi hanno Ah, introdotto, mi hanno cucito, mi hanno messo un lobo sotto. ma cosa ti è successo là? No, sono caduto e quel giorno in via Piave ho Mhm. camminato per Baio, sono bissato, ho ciapato qua e, Guarda, si ristare. Vabbè, parla pure. e, e ora cosa ho fatto? Mi coso, sono andato a casa e ho raggiunto una persona, mi aiuta, mi fa tutto quanto, sono andato all'ospedale, mi ha coverato all'ospedale con la roba già pronta. Ah, Dopo qua uno a buttare via tutta la roba che avevo in frigo, a buttare via tutto, spruzzava mai. Perché non è che manda via tutto, un mese all'ospedale. vabbè, mese su mese la roba è una marsa in frigo. Eh, Sì, sì, ok. sì, sì, butta via tutto. Quindi ma musica, come sai che è nata la passione della musica? Mia a musica avevo passione perché mi andavo alla discoteca alla City, mi piaceva ballare, c'era ballerini sabato sera, allora mi guardavo i DJ, guardavo, provavo anche a me, tutto Ah, quanto. Ti dico prima, è una facevo bella in console, casa, sentivo col cubo e passavo l'altra musica, certo. tutto quanto, una roba bellissima. Passione così. Ma che musica è che suoni solitamente? Visto anni 80, no? Sì, 80, 70, 80, 90, qui belle musiche. Qui sì, metto, poi l'altro la cassetta metto un'altra musica e l'altro CD metto un'altra musica. Certe volte metto anche il silenzio, o il CD di silenzio. Mm, Metto là, attenzione ragazzi, qui là da Maria Centrale, e metto il silenzio e tutti, pian piano, tutti, e fuori tutti mi battono male, tutte le foto.
Ah, ok, perché c'è il silenzio che ha tempo la gente Sì, di sì. parlare, di fare un Sì, commento. sì, ho passato tutta la mia vita. A sabato vado a finire a Rialto, Ah, a Venezia, sì. sì, Piazza Mercà, e vado là, mi danno un po' di insalata, un po' di questo, un po' di là, tutto, e mi dà me e me mangio quello, le roba, le cose, curo, taglio, preparo, e così. Ma ce la fai a camminare fino a Rialto e tornare in Rio? Sì, perché ho un carretto, mi utilizzo due carretti da spesa. E Ah, ok. ora, e ora qui avevo l'acqua, invece quello nero, e mi arriva qui da smack, perché la signora portava dietro quello nero. Aveva delle rode tutte rotte. Mi avevo ancora le rode in magazzino di quel tipo. Ho tirato fuori tutto, ho messo quelle nuove e l'altra buttata via da tutte rotte. Mhm, E tutto quanto. ok. Passare così passo la mia vita. La mattina mi muovo, invece il pomeriggio non vado da nessuna parte, vado in letto, mi guardo il film, dopo certe volte stuvo, dormo e basta. Ok. Ma che lavoro è che facevi prima? Te mi dicevi si è fatto E male. ora, prima lavoravo in cucina. Mhm, Lavoravo osteria sabato, osteria a Trattorodoni, dopo passare a pizzeria da Gigi, e dopo, 3 volte, dopo passare ancora a Venezia, a San Bartolomeo, e dopo anche da Roberto, dopo sono andato a lavorare anche agli anni Lido, Morosini, là, tutto, ho sempre lavorato. Ho sempre lavorato, ma dopo ho cominciato mi fuori tante robe, prima una volta ero epilettico, mm, mi motorino potevo andare via, una volta ospedale i caschi, ma mi veniva un po' in crisi, ci caduto e ho battuto, quasi sono stato in coma, come mi hanno fatto. ah, ok. Dopo tanto cominciavo a avere cose, tante malattie, e dopo ho avuto un bici che camminavo così storto, l'ospedale mi ha ricoverato e mi ha visto che mi avevo una pastiglia bloccata sul cervello e così sono stato sempre all'ospedale. Proprio. Per l'esame dell'infermiera non potevo più l'esame, non avevo forza l'esame da letto. Le gambe non ce la faceva più. Quindi te danno la Adesso pensione. se sia tutto bene, in cammino sì. Non è che mi metto a correre, me l'ha Mhm, detto il dottore. Bicicletta più, non può correre, mi cammino con quel carretto mi serve solo per tenermi duro. mhm. Perché certe volte quando cammino, magari non vado, ciappo un angolo, una pietra e cado per terra. Quella è la mia vita ho fatto. Ma ce la fai a farti a mangiare, tipo qua? Sì, me mangio, non problemi. Che piatti sei che te così? Pasta? Si passa, mi faccio pasta con seppe nere, mi faccio Con quello che seppe mi piace. nere? Buonzo. Dopo mi sono comprato anche questo. Friggitrice d'aria? No? Sì, sì, dai, quello metto a mangiare, cucino poco puro. Adesso siamo caldo, mangiare faccio pochissimo. Mhm. Mangio più insalata. Ok, ma insalata, sì, te tornare alto. Sì, ma sta caldo, non c'è voglia di fare niente. Ok. Capito? E col Mauro come l'hai conosciuto Mauro? Ma ho conosciuto quando venivo all'ospedale anche a trovarmi. Ah sì? Sì, mi conoscevo sua moglie, conoscevo anche la Sofia, la sua grande, siamo diventati amici, tutto quanto, capito? E io sai già, dopo avevo anche una figlia che si chiamava Beatrice della Ceca, prima di lavorare a Venezia, mi lavoravo ancora, come era più buono, più sano, accompagnavo qui in ufficio e dopo quando finito il lavoro andavo a prendere e portavo fino in piazza a Roma. Così. Ho fatto una cammino, una vita, adesso basta. Ma quando suonavi la tromba là che guardavamo prima? Suonavi la tromba con No, te? là era in collegio a Marocco. A Marocco? Sì, è la prima Ah, volta. Marocco di Tanti anni Mogliano? fa, dopo un maestro di musica, Gigi, e mio padre mi aveva una tromba e tante robe ho fatto a mia vita, adesso basta, sto stufo. Basta.
Basta. Quindi se troviamo una serata da farti fare per suonare DJ, non ti verrebbe voglia di suonare? No, DJ. Una volta già vuoi, ma certe volte da piace stanco, vuoi posarmi. Sì. Mi alzo la mattina presto, dopo casa, il caldo mi fa male la testa certe volte Sì, sì, ti e devo non stare voglio tranquillo. fare niente da più. Che film è che guardi, che guardavamo prima? E ora mi guardavo i film, prima guardavo Puzzotto LB e Puzzotto Lessi, adesso non c'è più. Adesso fa poco, vediamo, fa Ma in poco. TV o ti hai CD? No, no, TV. No, tutto, solo Fa TV. poco, adesso guardo un bel film, Dio ci mandi buona, numero 3. Ah, ok, bello quel film. Guardo quello, comincia alle 7:30, poi dopo mi qua serro in camera, tutto. E chi Mi se... metto in pigiamino, Stai sempre, tranquillo. e dormo, Sì, sì, sì. basta. Va Adesso bene. non so sotto coverte, il caldo, Sì, se che caldo adesso. sudo, sto sopra. Qui ho, se sopra mi serve solo che metto sotto, quello mi serve per mettere sopra. Magari tra con la svinta, è rimasta freddo, mi fa male a parte, mi potesse, capiamo? Mhm. Così si fatto così è mia vita. Bene, dai. Va bene. Oh, poi faccio un saluto. Ciao ragazzi, grazie dell'intervista, tutto quanto. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao e grazie di tutto.